Noi abbiamo chiesto all'azienda Ideal Standard di confermare semplicemente la veridicità di numeri e la serietà con cui si è costruito un piano industriale. Questo aveva il senso di di normalizzare le relazioni, perché c'è bisogno di calma, di serenità, pur nella difficoltà di un piano che prevederebbe ovviamente la chiusura di uno stabilimento e il mantenimento di quello di Trechiano. Così l'assessore regionale alle politiche del lavoro a margine dell'incontro convocato per affrontare il nodo Ideal Standard. Entro settembre si tornerà al Ministero per lo Sviluppo Economico con la speranza di mantenere Ideal Standard in Italia, impegno che ribadisce personalmente anche il Ministro. Sto vedendo questa cosa e sto cercando di trovare un punto di soluzione che accontenti e risolve il problema di tutti i pezzi, possibilmente senza chiusura di nessun stabilimento, anche se, come capite, quando il mercato si restringe qualcosa di drammatico capita. Il nostro problema è che non chiudano le attività produttive. L'azienda ha confermato che il piano industriale e i relativi numeri vedrebbero lo stabilimento bellunese raggiungere tutti gli obiettivi strategici prefissati. Pur con la dolorosa prospettiva della chiusura di uno stabilimento ci vuole senso di responsabilità da parte di tutti, perché un'ulteriore dilazione dei tempi potrebbe essere devastante per l'intera azienda, ha detto ancora l'assessore Donazzan, sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco di Trichiana. L'impianto di cogenerazione che è stato attivato proprio ieri, credo sia dimostrazione che i numeri ci stiano dando ragione. Il piano industriale prevedeva che all'interno del nostro comune, del nostro territorio, fosse installato proprio questo impianto, e credo che sia la dimostrazione che l'unico piano industriale oggi possibile per Ideal Standard è proprio quello che è stato presentato quest'estate. A margine dell'incontro c'è la presa di posizione del consigliere Sergio Reolon, che dice: un incontro che ha messo tutti in imbarazzo, che ha alimentato le frizioni fra le parti, mettendo sul tavolo un problema di natura esclusivamente politica che riguarda i rapporti tra due regioni. L'obiettivo deve essere quello di mantenere l'industria Ideal Standard con la sua piena capacità di stare sul mercato e di essere competitiva.